Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Waiu in questa puntata, incredibile ma vero, ci andiamo a giocare l'accesso alla Divisione 4. E partiamo subito con il matchmaking. Waiu. Dopo 3 vittorie consecutive, proviamo a fare la quarta e a beccarci questa Divisione 4 che sarebbe veramente fondamentale, anche perché purtroppo la Divisione 5 l'abbiamo affrontata ben 2 volte. Avversario trovato, nel frattempo se vi fa piacere mettete un mi piace a questo video e magari iscrivetevi al canale. Tanto Napoli e Argentina, continuiamo con le nazionali dopo aver affrontato l'Egitto. Affrontiamo anche l'Argentina in questa puntata. Napoli e Argentina con Neymar, giustamente. Vediamo i nostri ragazzi come stanno messi a livello di morale. Attenzione, abbiamo il maestro sottotono. Giocherà Francesco Olivera, il resto è tutto ok. Gli avversari sono dei fenomeni con delle formazioni senza senso perché cercano di mettere chiaramente tutti nelle posizioni ideali. 90 minuti è il tempo che dovremo attendere per scoprire se il discorso promozione si goderà qui ed oggi. L'obiettivo è ormai lì davanti a loro. Ci siamo. Bisogna soltanto allungare la mano per agguantare. Ci siamo. Sentire in tutti i modi in questi giorni, predicando calma, incoraggiando i suoi a pensare in grande. Si parte, Osimhen, Lobotka, larga per Olivera, Kvaratskhelia appoggia per Zielinski, clarità, Kvaratskhelia di nuovo per Zielinski, fermato Zielo qui. Rachmani, attenzione, Rachmani dentro per il Ciuchi che appoggia verso Osimhen, per poco non ci arriva. Attenzione. Proviamo a recuperare palla, niente da fare. Zielinski prova a recuperare, niente da fare. Di Lorenzo, Anghissà, Lobo, dentro di nuovo per Anghissà, attenzione, Anghissà, scende Anghissà, palla per Osimhen che appoggia subito verso il Ciuchi Lozano. Dribbling del Ciuchi, se ne va il Ciuchi, cross del Ciuchi, c'è Osimhen, niente da fare, Zielinski! Si passa subito con Piotr Zielinski. Si passa subito con Piotr Zielinski. 1-0 subito, ragazzi. Giannino Di Lorenzo recupera palla per Anghissà che prova ad appoggiare subito, non ci riesce. Attenzione, riparte l'Argentina. Rachmani, attenzione, Olivera. Meret ci tiene in piedi Meret. Ci tiene in piedi Meret. Attenzione, Anghissà difende alla grande, poi Kvaratskhelia prova ad andare direttamente lungo da Victor Osimhen, forse un po' pretenzioso, però Rachmani, palla per il Ciuchi Lozano che appoggia per Anghissà, la ridà al Ciuchi, contropiede imbastito lo stesso dal Napoli, attenzione il Ciuchi Lozano, cross al centro, attenzione. Attenzione, qua non siamo stati molto fortunati. Di Lorenzo, si gira alla grande Giannino Di Lorenzo. Sbaglia tutto Giannino però. Attenzione. Chiude Rachmani, non ci riesce. Ostigard sì. Attenzione, Meret. Miracolo di Meret. Ennesimo miracolo di Meret, ragazzi. Ennesimo miracolo di Meret. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Attenzione, calcio d'angolo, mamma mia. Mamma mia. Meret può rilanciare lungo. Attenzione, Meret, rilancio alla grande. Osimhen appoggia per Zielinski che apre subito per qui c'è Kvaratskhelia. Kvaratskhelia scende Kvara, dribbling di Kvara, entra in area Kvara, il cross di Kvara, c'è Osimhen che appoggia la palla in porta sul cross di qui c'è Kvaratskhelia. 2-0 ragazzi, 2-0, mettiamo la partita in discesa. Il grandissimo Victor, giocata pazzesca di Kvara e Victor deve solo appoggiare in porta. Attenzione, Di Lorenzo, Anghissà allarga sbagliando, peccato. Olivera, palla per Zielinski che appoggia di nuovo Olivera, la dà a Kvaratskhelia che cambia tutto verso Lozano, cambio pazzesco di Kvaratskhelia, Lozano ha una prateria davanti, se ne va il Ciuchi.
Qua un po' esagerato col Ciuchi. Azione Raccamani. Recuperiamo palla alla grande. Di Lorenzo. Palla per Raccamani che appoggia Ranghissà, che la dà a Zielinski, che vede Kvaratskhelia completamente libero. Kvaratskhelia, rientra Kvara. Ah, peccato. Attenzione Raccamani, fantastico, e poi anche Ciuchi. Palla per Osimhen che prova ad andare largo, non ci riesce. La palla finisce adesso al Ciuchi Lozano, che la dà ad Anghissà, che cambia tutto verso Kvicia. Kvaratskhelia che mette a terra Kvaratskhelia prova il dribbling, per poco non ci è riuscito Kvara a dribblare. Errore qui di Ostigard, arriva Raccamani, arriva di nuovo Ostigard, però qui non si è capito che cazzo è successo. Attenzione, Olivera spazza tutto qui. Anghissà, palla per Osimhen, Zielinski dentro per Kvara, peccato. Kvaratskhelia però recupera palla. Zielu dentro per Kvaratskhelia, il cross di Kvara, c'è Osimhen. Ancora Kvara per Osimhen. Attenzione, Anghissà prova a dare una mano in difesa. Salà. Di Lorenzo, pazzesco. Lobotka, Zielinski fermato da Vinicius Junior. Attenzione Ostigard. Larga verso Kvaratskhelia, che appoggia Zielinski, che cambia tutto verso il Ciuchi Lozano. Pazzesco cambio di Zielinski per il Ciuchi Lozano. Dribbling di Lozano che se ne va. Lozano, cross morbido, la palla non viene toccata da nessuno e Courtois blocca facile. Attenzione Anghissà dentro per Osimhen che allarga per Lozano, poi per Anghissà, la parata di Courtois che sta tenendo in piedi l'Argentina, ragazzi. Sta tenendo in piedi l'Argentina Courtois. Attenzione perché Lobo proverà ad andare come al solito da Victor Osimhen, che proverà ad appoggiare, ci riesce Lozano e poi Anghissà. Incredibile che cosa ci stiamo mangiando, ragazzi. Anghissà prova ad andare dentro, niente da fare. Zielinski, niente da fare, incredibile, ragazzi, davvero incredibile. Lobotka sceglie di andare per vie verticali. È riuscito a passare. Ma dove cazzo è passato? Poi Ostigard. Fischiate sto primo tempo, dai. Fischiate sto cazzo di primo tempo. Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. Qualche spunto sulla prima parte di gara. Si trovano in una posizione invidiabile. Prima parte abbastanza dominata, 2-0. Si riparte, ragazzi, si riparte. Attenzione, Zielinski recupera una gran palla dentro per Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia, Courtois. Non si passa, ottima parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Male, bisognava segnare. Lobotka prova ad andare da Osimhen che appoggia dentro, sforbiciata di Lozano. Sarebbe uscito un gol pazzesco, ma Lobotka riesce a prendere palla. Osimhen, fermato Osimhen. Attenzione, Ostigard su Messi, niente da fare. Olivera, palla per Meret che rilancia con un brivido. Osimhen, palla per Di Lorenzo, errore di Di Lorenzo. Raccamani va largo dal Ciuchi Lozano. Palla per Anghissà che appoggia per Di Lorenzo che se ne va. Di Lorenzo, palla per Zielinski. Anghissà perde palla Anghissà. Raccamani, palla a Meret, rilancio di Meret. Raccamani appoggia per Di Lorenzo. Di Lorenzo prova dall'altro lato verso Kvara, palla corta.
Olivera, se ne va Olivera, si gira la grande Olivera, classico Olivera, dentro per Kvaratskhelia, dribbling, cross di Kvara, Courtois, fuori verso Lobotka, attenzione, prova a ripartire l'Argentina, Rachmani prova ad andare su Mbappé, non riesce a fare niente, superato anche Di Lorenzo, ma non Ostigard. Poi ancora Di Lorenzo, mamma mia ragazzi, che brividi. Anghissà, Lozano, sulla fascia se ne va Lozano, provato a darla subito, se la recupera di forza Lozano, palla per Osimhen, fermato da Van Dijk. Attenzione Lobotka, prova ad andare su Gakpo, Ostigard, gran recupero di Ostigard, dribbling di Ostigard, pazzesco Ostigard, Olivera, palla per Zielinski, che non riesce a fare nulla, attenzione Osimhen, dentro in profondità verso il Ciuchi Lozano, calcio d'angolo, ragazzi. Stavamo accusando un po' la pressione, attenzione Lobotka, va sempre da Osimhen che prova a spizzare, ci riesce anche questa volta ma non arriva a nessuno, Ostigard. Recuperiamo palla con Zielinski che allarga verso il Ciuchi Lozano, vede dentro Zielinski, si ferma Zielu, palla per Lozano, il cross in mezzo, c'è Anghissà che ha provato ad appoggiarla in porta di petto probabilmente, non si è capito. Courtois rilancia lungo, Rachmani prova a spizzare, niente da fare, Rachmani sporca ancora la palla e poi Olivera completa il recupero con Zielinski per Osimhen che allarga per qui c'è Kvaratskhelia. Kvaratskhelia entra in area, Kvara che la mette dietro, poi Anghissà, attenzione dietro per Zielu, Lozano, Lobotka, Lobo dentro, Osimhen la mette giù, azione troppo elaborata ragazzi, troppo elaborato. Rachmani, Zielinski allarga per Giannino Di Lorenzo che prova a ridarla a Zielinski, la palla non arriva a destinazione, Lobo brecca ancora a centrocampo, Di Lorenzo, Zielinski dentro per Anghissà, niente da fare, Ostigard è uscito dall'area, ancora Ostigard qui, errore però di impostazione, poi Di Lorenzo questa volta rilancia lungo verso Osimhen, prova ad appoggiare, niente da fare, un po' di confusione in questo momento, Ostigard recupera però palla verso Zielinski, Anghissà aspetta troppo la palla, non si sa perché, poi Zielu prova a recuperare, niente da fare, Messi, c'è Olivera, Ostigard, Messi e gol di Vinicius. Non si può Fabio, non si può sbagliare così là in mezzo, lasciando poi la difesa esposta. Bisogna stare attenti ragazzi, bisogna stare attenti. Lobotka, Olivera, Zielinski, palla per Lobo, attenzione Lobo dentro per Zielinski, dentro per Osimhen, palo, spaventoso palo di Osimhen, Kvaratskhelia dentro, Zielinski, parla dietro per Lobotka, attenzione, Di Lorenzo, fermato Di Lorenzo, Anghissà, palla per Zielinski, dentro per Osimhen, fuori gioco, volevo darla a Di Lorenzo però cazzo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Palo pazzesco ragazzi, poi Rachmani prova il break, attenzione, Zielinski prova a dare una mano, attenzione Ostigard e poi Rachmani, Ostigard, fantastico, errore di Ostigard ancora, attenzione Messi prova a chiudere Olivera, ci riesce Olivera e poi allarga per Ciuchi Lozano, dentro per Anghissà che la ridà al Ciuchi, se ne va al Ciuchi Lozano dentro per Anghissà, fermato, pazzesco, fermato, attenzione Ostigard, Messi, Olivera, Osimhen finisce qui ragazzi, promozione dopo una partita soffertissima contro l'Argentina, veniamo finalmente promossi dopo 4 vittorie consecutive, in questo caso mi fa molto piacere, veniamo promossi in Divisione 4 finalmente, eccoci qua.
Ragazzi, siamo finalmente a provare di divisione 4 e dalla prossima puntata punteremo alla divisione 3.